Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Oggi, da come avete visto il titolo, noi faremo un percorso didattico, radionico e radiostesico per ricaricarci un po' le pile, scusate, perché questi tempi lo richiedono e quindi magari siamo un pochettino scarichi anche a livello di chakra e dobbiamo riequilibrare le energie dei chakra e ricaricare le nostre pillole e magari incominciare a tagliare qualche parassita astrale e qualche, come si suol dire, vampiro energetico. E qui il vostro Marietto entra in campo e vi dà le soluzioni gratuite. Chiaramente, prima di iniziare questa micro pillola, il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale di Degarda e del Marietto Veneziano, di venirci a trovarci nei nostri gruppi Facebook e Telegram, dove alle 20:30 del lunedì sera il Marietto Veneziano e il Degarda tengono un percorso gratuito di esoterismo ed è gratis. E poi, se vi scappa un super like, è ben accetto, il vostro Marietto Veneziano non dice mai di no. Vi ricordo anche che al mercoledì sera il vostro Marietto alle 20:30 tiene live su YouTube, sul tubo, praticamente una diretta di mezz'ora per risposte e domande e risposte gratuite con Pendolino e le sibille, le favolose chiacchierine sibilline 52, sono 52 anime e sono anche belle chiacchierose. Bene, vediamo un po' questo percorso per poterci ricaricare a livello energetico, riequilibrare i chakra, no? E anche pulirci un po' da vampiri astrali e quant'altro. Quindi mettiamo qui il nostro testimone, che ormai voi sapete che può essere una fotografia, un nome e cognome scritto su un pezzo di carta con la data di nascita, oppure può essere un capello o un po' di saliva, cioè un batuffolo imbevuto di saliva, oppure un pezzettino di unghia. E chiediamo se questo percorso va bene per noi o per il testimone. E poi vediamo subito che ci dice di sì, e quindi siamo sicuri che il trattamento che useremo a livello vibrazionale energetico con l'onda di forma funzionerà bene. Quindi chiediamo subito, passiamo subito al prossimo circuito quadrante radiostesico per la valutazione dell'ora e chiediamo quante ore deve stare il testimone sul primo circuito, perché useremo 3 circuiti. Il primo circuito è un grafico per l'equilibrio del flusso energetico dei 7 chakra, più i 7 chakra principali e anche quelli secondari, 2 chakra delle mani e 2 chakra dei piedi e quello della milza. Quindi bene, 10 ore, quindi noi togliamo questo quadrante radiostesico e prenderemo il nostro circuito radionico per riequilibrio del flusso energetico dei 7 chakra, l'ha fatto Giorgio Picchi nel 2011. Cos'è questo chakra? Questo circuito grafico è stato studiato per riequilibrare il flusso energetico nei 7 chakra principali e anche in quelli secondari, e 2 chakra delle mani, 2 chakra dei piedi e quello della milza. Questo circuito favorisce il fluire armonico dell'energia, eliminando gli eventuali eccessi, carenze o blocchi che possono ostacolare una buona circolazione energetica del vostro corpo. Bene, quindi mettiamo il vostro testimone qua, prendiamo il pendolino e lo facciamo roteare almeno 21 giri, così che si aggreghi. Ricordiamoci che questo circuito, vedete, c'è al nord, quindi deve essere posizionato al nord, con dentro una vostra foto possibilmente, e via. Facciamo 21 giri e via. Poi, finito questo trattamento in cui noi faremo fluire armonicamente l'energia ed elimineremo gli eventuali eccessi e carenze, no? Avremo un'armonia, però vogliamo anche un po' ricaricarci, darci un po' di brio, e a questo punto qui utilizzeremo la pila, la famosissima pila che il vostro Marietto Veneziano vi ha già fatto vedere in altre pillole didattiche. Però sempre prima cosa faremo? Dopo le 7 ore, scusate, le 10 ore, useremo il circuito per chiedere quante ore ha bisogno della pila, per ricaricarci un attimino, e vedete che il pendolino ci dice quasi 6 ore. Quindi cosa faremo? Prenderemo questo circuito, metteremo sotto
qui nel decagono, così che prende tutta l'energia l'onda di forma dentro il decagono, e metteremo, prima di tutto si mette il circuito al nord in questo caso qui, perché vedete non è stato rielaborato il vostro marietto veneziano, ma il vostro marietto veneziano vi mette nel Facebook chiaramente il circuito elaborato. E quindi cosa mettete? Mettete il testimone, prendete il pendolino e lo aggregate e lo lasciate, dopo che il pendolino si è fermato, lo lasciate tranquillamente per circa 6 ore in un posto sicuro. Fatto questo, però, per essere puntigliosi, cosa fate? Riprendete il vostro quadrante radiostesico, perché volete vedere quanto il circuito Apollonius, che serve per tagliare tutti i legami negativi, e qui si mette il testimone, ve lo ricordo, volete vedere quanto tempo deve essere utilizzato. Quindi prendete il quadrante radiostesico per l'ora e chiedete quante ore. Vedete che qui ci dice invece più di 9 ore, vedete cari amici, 9 ore. Quindi fatto questo, appurato che ci vogliono 9 ore, togliete questo quadrante radiostesico, prendete il vostro circuito Apollonius, che serve per tagliare vampiri, parassiti astrali e quant'altro, mettete la vostra foto e lo lasciate in un posto sicuro per 10 ore. Così in questa pillola avete visto come si può prima di tutto riequilibrare il flusso energetico nei chakra, quindi togliere blocchi o carenze, energie e quant'altro nei 7 chakra principali, più 2 chakra delle mani e 2 chakra dei piedi e quello della milza. Poi avete visto come ricaricarvi, eventualmente se siete un pochettino scarichi, dopo il riequilibrio magari ci vuole un pochettino di spinta in più, e con questo circuito invece proprio tagliate tutte queste, come si suol dire, larve strane che vi parassitano. E eventualmente il vostro marietto in questi giorni ha fatto anche una bellissima pillola sulla torcia e sulla spada per tagliare questi legami con eventuali parassiti. Vi ricorda sempre il vostro marietto che potete fare anche, prima di iniziare questo percorso, potete fare anche come si dice, la meditazione della stella di Davide, e prima l'ovetto luminoso e il cerchio di fuoco, così praticamente siete a posto e per qualche giorno non dovete avere nessun tipo di timore di essere parassitiate o vampirizzate. Bene cari amici, il marietto è finito qui, vi chiedo, se non avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di Illegale Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!